era abbastanza favorevole a ritenerle applicabili misure fisse, ma pare che negli ultimi periodi qualcosa sia cambiato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, l'oggetto del mio intervento sostanzialmente riguarda la questione degli sviluppi giurisprudenziali legati all'applicazione delle imposte ipocatastali agli atti dispositivi di trust. Prima però di parlare della tendenza giurisprudenziale, andiamo a verificare con che strumento avviene il recupero delle imposte in oggetto. L'Agenzia delle Entrate sostanzialmente utilizza uno strumento che si chiama avviso di liquidazione. È uno strumento che presuppone il fatto che non venga esercitata un'attività di tipo accertativo sul rapporto d'imposta, ma sostanzialmente vi è una mera liquidazione dell'imposta su una base imponibile non rettificata che è immediatamente verificabile e controllabile dall'ufficio accertatore senza che vi sia la necessità di desumere altri elementi se non quanto è stato indicato nell'atto che è oggetto di trascrizione e volturazione. Infatti sappiamo che l'imposta ipotecaria e catastale è quell'imposta che deve essere pagata a seguito di volturazione o trascrizione di atti aventi contenuto immobiliare. Un effetto molto importante in merito all'utilizzo dello strumento avviso di liquidazione è che nel momento in cui l'avviso di liquidazione è notificato potrebbe così venire l'idea al consulente di presentare magari un'istanza di accertamento o un'adesione al fine magari di allungare i tempi connessi all'interruzione dei termini per ricorrere, perché sappiamo che nel momento in cui l'avviso di liquidazione viene notificato decorrono i 60 giorni per l'eventuale opposizione all'avviso di accertamento. Ecco, nel caso di avvisi di liquidazione, a differenza degli avvisi di accertamento, non è applicabile la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 218 del 97. Quindi sostanzialmente la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione in carta semplice, quindi senza bollo, senza particolari procedure formali, se non quanto appunto indicato nell'articolo 6, non interrompe i termini per l'eventuale impugnativa, quindi i 60 giorni per l'impugnativa non vengono sospesi per ulteriori 90 giorni come previsto dalla legge negli altri casi e quindi l'avviso di liquidazione sostanzialmente si configura come un atto che deve essere affrontato in maniera abbastanza in una tempistica sostanzialmente molto precisa e molto breve. Non è tra l'altro applicabile la disciplina dell'articolo 29 del DL 78 del 2010 relativa agli atti impositivi, perché l'avviso di liquidazione, pur essendo emesso dall'Agenzia delle Entrate, però riguarda imposte che non sono relative appunto a questa disciplina. E qual è il contenuto dell'avviso di liquidazione? Per fortuna ci viene in soccorso il fatto che l'imposta ipocatastale che viene recuperata dall'ufficio ha natura supplettiva. Sostanzialmente la natura supplettiva dell'imposta, se andiamo a vedere gli avvisi di liquidazione che vengono ordinariamente notificati, non viene immediatamente percepita dal contribuente per il semplice motivo che molte volte l'ufficio non indica la natura dell'imposta come supplettiva e quindi sostanzialmente ci sono degli elementi sintomatici che ci fanno presupporre che l'imposta che vanno a recuperare è di natura supplettiva e dopo vedremo anche quali sono gli effetti benefici per il contribuente del recupero di un'imposta supplettiva rispetto al recupero per esempio di un'imposta complementare o di un'imposta principale. Uno degli elementi che ci fa presupporre dell'esistenza di un'imposta supplettiva è il fatto che intanto si parla di una riliquidazione del rapporto tributario in base a elementi meramente cartolari e immediatamente verificabili dell'atto. Ci sono degli elementi anche sintomatici, nel senso che se noi andiamo a vedere gli avvisi di liquidazione non vi è l'applicazione delle sanzioni, quindi l'applicazione delle sanzioni, visto che l'imposta supplettiva è dovuta a sostanzialmente una correzione di un errore effettuato dall'ufficio in sede di registrazione che non si è immediatamente accorto del fatto che l'imposta doveva essere versata, come avevamo detto prima, in via percentuale e non in misura fissa,
e quindi sostanzialmente l'ufficio, visto che si sta sostanzialmente ravvedendo di un comportamento a lui imputabile, non applica le sanzioni in capo al contribuente. Vi è anche uno studio del notariato che dice sostanzialmente che visto che o meglio, nel momento in cui l'ufficio va a recuperare oltre i 60 giorni dalla liquidazione automatica dell'imposta effettuata dal notaio, e quindi sostanzialmente il notaio esce di scena come soggetto responsabile per il pagamento dell'imposta ed entrano in scena le parti, superati quei 60 giorni, nello studio del notariato mi si viene a dire attenzione che l'imposta da principale si trasforma in imposta supplettiva. Ci sono poi delle sentenze di Cassazione che sostanzialmente sanciscono questo fatto, e per fortuna qualche volta, come verificato ultimamente, è lo stesso ufficio che dice guarda che io ti sto recuperando l'imposta che ha natura sostitutiva. Ma perché questa attenzione al tipo di imposta che va recuperata? L'attenzione è particolarmente importante perché quando la riscossione riguarda un'imposta supplettiva ne è impedito il pagamento fino a quando vi sia una sentenza tributaria non più impugnabile da parte del contribuente. Quindi sostanzialmente nel momento in cui si faccia ricorso a un avviso di liquidazione relativo a imposte ipotecari catastali con evidenziazione di questa imposta supplettiva, il contribuente è sostanzialmente tranquillo perché sa che non dovrà anticipare nulla all'erario fino al momento in cui sostanzialmente non vi sia una sentenza a lui sfavorevole. Ricordiamo che la notifica, come vedremo successivamente, degli avvisi di liquidazione può essere fatta secondo stili diversi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Perché? Perché anche verificando gli atti di liquidazione, gli avvisi di liquidazione, si percepisce una sorta di imbarazzo da parte dell'ufficio, nel senso che l'ufficio, trovandosi di fronte a un istituto che non è stato evidentemente ben digerito dall'amministrazione, o comunque che dà adito a differenti interpretazioni anche per quanto riguarda i formalismi di notificazione degli atti di accertamento, forma una sorta di caleidoscopio di opzioni in relazione al soggetto al quale va notificato l'atto. Allora troviamo atti notificati al disponente, al trustee o al guardiano, troviamo atti notificati solo al trust, troviamo atti notificati addirittura al disponente, al trustee, al guardiano e ai beneficiari addirittura minorenni. Quindi sostanzialmente si coglie proprio questo imbarazzo che soprattutto per le ultime due ipotesi, cioè la notifica al trust e la notifica al beneficiario, per quanto riguarda appunto la notifica al trust, cosa è successo? Che evidentemente l'ufficio si fa suggestionare da quanto scritto nella circolare 3E del 2008, nel quale l'agenzia dice che il soggetto passivo dell'imposta delle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto dell'esposizione segregativa. Quindi evidentemente c'è questa suggestione e sostanzialmente l'ufficio ogni tanto sbaglia il bersaglio e viene punito perché, come vedremo alla giurisprudenza successiva, il suo comportamento viene censurato e l'atto viene cassato. In relazione a questo appunto caleidoscopio di notifiche, teniamo presente che è ammesso il ricorso congiunto, nel senso che non è necessario presentare distinti ricorsi relativi a più notifiche. Perché? Perché l'atto è sostanzialmente unico, solo che vi sono più parti, quindi anche da un punto di vista del risparmio per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato necessario per le spese di lite, vi è un notevole risparmio, perché invece di presentare 3 atti o 4 atti distinti basta un unico atto impugnato da più parti. Le patologie più frequenti verificate per quanto riguarda gli avvisi di liquidazione sono sia nella notificazione, come citavamo prima, nel senso che non è raro verificare appunto questi riferimenti, questi profili di mancanza di legittimazione passiva, oppure abbiamo delle patologie relative alle motivazioni dell'atto di recupero. Se noi andiamo a vedere infatti gli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, a parte la motivazione che è estremamente succinta perché è una motivazione abbastanza standard, ma francamente il contribuente non viene messo in grado di esercitare, a mio modo di vedere, una piena difesa. Perché? Perché non viene neppure legato un prospetto di liquidazione della maggiore imposta che l'ufficio pretenderebbe.
e questo ma per giurisprudenza di Cassazione ormai consolidata può essere uno dei motivi di nullità dell'atto, perché pregiudica e comprime la difesa del contribuente, che avrebbe tutto il diritto di controllare l'effettiva attività liquidatoria esercitata dall'ufficio. Ma veniamo allo stato della giurisprudenza. Come diceva precedentemente Ennio, in effetti la giurisprudenza è al 99% favorevole al contribuente nelle situazioni le più svariate sostanzialmente. La questione però secondo me non è così semplice da analizzare, nel senso che la giurisprudenza che possiamo andare a verificare non è mai una giurisprudenza soddisfacente al 100%, perché come l'ufficio ha una sorta di approccio un po' empirico all'istituto del trust, e quindi sostanzialmente sia da un punto di vista sostanziale e formale dell'atto tende a sparare a 360 gradi pur di colpire qualche soggetto al quale imputare queste maggiori imposte ipocatastali. D'altra parte però notiamo che seppur con qualche eccezione, però i giudici tributari tendono ad avere un atteggiamento estremamente poco focalizzato sull'istituto e tendono molte volte a dare delle soluzioni giurisprudenziali che non sono pienamente soddisfacenti. Comunque, venendo alle sentenze, sono state ordinate sostanzialmente in ordine cronologico. Possiamo notare che per esempio la CTP di Milano, con una sentenza del febbraio 2014 favorevole al contribuente, dice che non è applicabile l'imposta di donazione all'atto dispositivo in trust, in quanto, come riferiva precedentemente anche Ennio, manca il cosiddetto animus donandi in capo al disponente. Cioè il trust è questo istituto così particolare nel quale però la segregazione dei beni non viene fatta perché c'è una sorta di volontà di arricchimento in capo al trustee, che poi diventerà il beneficiario, il fiduciario nella gestione del patrimonio, ma manca completamente questa caratteristica importante per l'applicazione dell'imposta di donazione. Tenete conto che questo però va in contraddizione con quanto indicato nel punto 5.4.2 della circolare 3 del 2008, quindi sostanzialmente il giudice milanese ha disapplicato quanto indicato nella circolare ministeriale, correttamente, perché sostanzialmente, essendo provvedimento interno all'amministrazione, è cogente solo per gli organi dell'amministrazione, non sicuramente per i contribuenti o per i giudici. Passando velocemente alle altre sentenze, vediamo la CTP di Treviso, per esempio, del febbraio 2014, sempre favorevole al contribuente, dice che manca la legittimazione passiva del trust a stare in giudizio, e questo era proprio il caso in cui sostanzialmente l'atto era stato notificato solo al trust. Padova nel dicembre 2013 dice che le imposte ipotecarie catastali devono essere applicate in misura fissa, in quanto, pur essendoci un vincolo di destinazione, ma un vincolo di destinazione nel caso di un trust di garanzia non deve ritenersi un vincolo di destinazione definitivo e irrevocabile. C'è un'interessante sentenza della CTR di Venezia del novembre 2013, tra l'altro della sezione settima di Venezia, che è una sezione presieduta dal terribile procuratore della Corte dei Conti Carmine Scarano, che è un soggetto che è un giudice, un magistrato che sostanzialmente non è molto tenero con il contribuente, nel quale invece dà parere favorevole al ricorso del contribuente nel caso in cui vi sia un trust autodichiarato e la tassazione nel caso di imposta di donazione, anche in questo caso perché non vi è appunto nessun trasferimento di ricchezza tassabile secondo i giudici, deve essere fatta in misura fissa sostanzialmente. Una sentenza contraria invece abbastanza recente è la sentenza numero 82 del marzo 2012 della CTP, quindi di una commissione tributaria di primo grado di Firenze, la quale dice che il testo unico delle imposte di successione e donazione, dopo che è stato sostanzialmente riesumata l'imposta di donazione e successione, prevede che, e proprio la riesumazione ha fatto introdurre questa clausola, questa nuova disposizione normativa, la costituzione di vincoli di destinazione sui beni, come nel caso secondo i giudici del trust,
porta a far sì che in ogni caso siano dovute le imposte di successione e donazioni. Tenete presente che questo è ancora più curioso in quanto si trattava di un trust autodichiarato, cioè sostanzialmente di un trust in cui vi è la coincidenza tra il disponente e il trustee, quindi sostanzialmente un formale passaggio di beni, sostanzialmente non c'è, nel senso che si tratta della stessa persona, però con una sorta di doppia faccia, che si trova in una situazione di autosegregazione sostanzialmente dei suoi beni. Altre sentenze favorevoli sono poi da ricondurre negli anni nel 2011, nel 2010 e sostanzialmente sono tutte sulla scorta di quanto abbiamo detto finora, nel senso che viene sostanzialmente ribadita le ipocatastali che devono essere applicate in misura fissa, l'assenza di un incremento netto di ricchezza e quindi sostanzialmente l'imposta di donazione non deve essere applicata e sostanzialmente quindi la giurisprudenza si conforma a questi principi generali di sostanzialmente non debenza dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale e dell'imposta di donazione, come diceva Ennio, da applicare esclusivamente alla destinazione dei beni gestiti dal trustee.